Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, anche oggi per raccontarvi quanto accade nel nostro territorio in Veneto e a nord-est. Torneremo a parlare della vicenda incredibile del nigeriano che armato d'ascia ha tentato di uccidere alcuni poliziotti ed è stato fermato, come sapete, sparandogli alla gamba. C'è un tavolo di sicurezza in prefettura che ha annunciato un giro di vite in questi giorni di Natale, il dramma dei furti, e c'è un altro tavolo invece sicurezza nella Marca Trevigiana oggi pomeriggio. Torneremo a vedere anche i tanti episodi che hanno funestato gli ultimi giorni e anche la giornata di ieri, e poi la cronaca di tanti purtroppo incidenti. C'è in particolare la tragedia sfiorata sulle piste di sci di San Martino di Castrozza in Trentino, con un bimbo di 7 anni in gravi condizioni, un bimbo padovano di 7 anni in gravi condizioni, era in vacanza con la famiglia. Vediamo cosa è successo. È ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, un bimbo padovano di 7 anni, travolto da una motoslitta sulle piste da sci dell'Alpe Tognola in Primiero. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, l'allarme è stato lanciato nel pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo, che era in vacanza con i genitori, ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento e avrebbe chiesto al padre di fare una fotografia in sella a una motoslitta parcheggiata sulla pista. In mezzo però ha iniziato a muoversi all'indietro, rovesciandosi e travolgendo il piccolo, rimasto parzialmente schiacciato e che avrebbe riportato la frattura del bacino. Sul posto sono intervenuti gli agenti del servizio di soccorso piste, oltre all'elicottero e al personale sanitario che ha trasportato il piccolo ferito in codice rosso all'ospedale a Trento. La ricostruzione dell'incidente è affidata ai carabinieri. 3 incidenti stradali nel veneziano in poche ore e 3 persone ferite. I vigili del fuoco sono stati impegnati intanto dalle 9:15 di ieri sera fino a questa mattina tra Mirano e Stigliano di Santa Maria di Sala, dove 2 mezzi pesanti sono feriti rovesciati fuori strada, e Annuale, dove un'auto ha terminato la corsa in un fossato. Il primo incidente in Viale Venezia a Mirano, dove un auto articolato che trasportava rifiuti di plastica si è rovesciato su un fianco e ferito l'autista. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mira e Mestre, anche con il nucleo NBCR, nucleo biologico, chimico, radiologico, hanno messo in sicurezza il mezzo e tamponato una perdita di gasolio dal serbatoio rimasto danneggiato dall'incidente. Poi alle 4:50, poco prima dell'alba, a Stigliano, un camion frigo che trasportava carne finito fuori strada, illeso l'autista, ma anche in questo caso le operazioni per rimuovere il mezzo. E infine alle 5:15 Annuale, con un automobilista che ha perso il controllo dell'auto finendo nel fossato a bordo strada, rimanendo ferito insieme con un passeggero. Tutti incidenti dovuti anche probabilmente alla scarsa visibilità con la nebbia e anche per il fondo scivoloso. Dunque è un super lavoro nella notte dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma certamente la dimostrazione che in questo periodo davvero gli incidenti stradali in tutte le province funestano il territorio. Uno in particolare era avvenuto il 27 di novembre scorso, con una donna che era stata travolta in auto a San Vendemiano e poi è morta dopo 15 giorni di agonia. Ieri c'è stato l'ultimo saluto a Ponte della Priula. La comunità di Ponte della Priula si è unita nel dolore per l'ultimo saluto ad Ambra Arimaldi. Una folla di amici e conoscenti, tra loro anche i colleghi del marito, hanno partecipato ai suoi funerali nella chiesa locale. La 44enne è deceduta giovedì scorso dopo 15 giorni di lotta in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto il 26 novembre. Ambra era stata investita da un'auto all'incrocio tra via Ungaresca Sud e via Padania a Saccona di San Vendemiano. Gravemente ferita, era stata trasportata in elicottero al Cafoncello di Treviso, dove è rimasta in terapia intensiva fino alla sua scomparsa. Originaria di Latina, Ambra viveva a Ponte della Priula con il marito Mario e i figli Alisia e Arian. Come estetista era conosciuta per la sua gentilezza e il suo carattere solare. In suo onore la famiglia ha deciso di donare i suoi organi, offrendo speranza ad altre persone. Lei che era disponibile verso gli altri, a casa nel lavoro, solare come era, avrebbe visto in questo un raggio di sole dentro il buio della morte.
cuore di Ambra, i reni e i polmoni permettono ad altre persone di vivere. Ed è un canto di vita straordinario questo. Nell'omelia Don Andrea Sec ha pregato assieme alla famiglia anche per l'investitore. E la consapevolezza che è una tragedia per tutti e che c'è bisogno per tutti di rinascere da questa morte. Ambra lascia il marito, i 2 figli, i genitori, i fratelli e le sorelle. La famiglia ha richiesto che eventuali donazioni siano destinate a opere di bene in memoria della loro cara. L'automobilista coinvolto nell'incidente è indagato per omicidio stradale. Ed è arrivata anche a Meduna di Livenza la campagna per la sicurezza stradale promossa anche da Mirella Tuzzato per istituire l'airbag obbligatorio per i motociclisti. Il primo a firmare è stato il sindaco. La prima firma a Meduna è quella del sindaco Arnaldo Stefano Pitton. La campagna è quella per chiedere l'introduzione dell'obbligatorietà dell'airbag per i motociclisti. Una battaglia portata avanti grazie all'impegno dell'Associazione Italiana Vittime della Strada e dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. La tecnologia c'è, ora diventa solo una questione di volontà. È in arrivo anche una piattaforma online per raccogliere le firme che hanno già superato quota 1000. La mia prima firma è stata fatta e poi un po' di passaparola. Il contesto straordinario qua nel piazzale del municipio con i genitori, con le scuole, e quindi hanno capito che era finalizzata a un salvavita importante. Un'iniziativa nata proprio in Veneto e che ha portato all'avvio di una raccolta firme voluta da Andrea Dan dell'Associazione Emanuela Vittime della Strada, esportata in tutto il Veneto grazie alla preziosa collaborazione di Mirella Tuzzato con la sua associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. Un'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini di fronte ad una strage senza fine. Soltanto nel 2023 sono stati 734 i motociclisti che hanno perso la vita, sono 2 al giorno. Tanti i giovani che a Meduna hanno firmato. E basta firmare, un semplice gesto può salvare delle vite. In contemporanea a Meduna diverse mamme hanno allestito un banco per raccogliere fondi per l'asilo proprio con i lavoretti fatti dai bambini. Siamo molto contenti di contribuire a vedere questi piccoli dolci, oggetti per far sì che il nostro asilo insomma sia sempre più grande. Torniamo alla cronaca fra poco, prima però c'è la protesta di 250 lavoratori fuori dalla centrale Enel di Fusina, quindi siamo in territorio veneziano. Il problema sono gli stipendi ed è un problema molto grave. Ha raccolto per noi la loro testimonianza, la loro protesta Ilaria Marchiori insieme ad Alberto Pivetta. Michele Valentini, oggi qui 250 lavoratori che sono senza stipendio da 2 settimane a Fusina. Siamo di fronte alla centrale Enel. Che cosa sta succedendo? Sì, al netto dei ritardi delle 2 settimane, i lavoratori sono fuori da ieri mattina alle 5, siamo fuori anche qui da questa mattina alle 5. Quello che preoccupa è la comunicazione che ha fatto girare la direzione della Somi, la società in questione, dicendo che Enel non ha pagato quello che doveva pagare, l'avanzamento dei lavori, e dunque loro non hanno le risorse per pagare la retribuzione di novembre. Se non pagano la retribuzione di novembre non hanno i soldi per pagare neanche la 13ª, non avranno i soldi per pagare il mese di dicembre e soprattutto c'è l'incertezza del futuro, perché se non ci sono le risorse per pagare gli stipendi, come continueranno il loro rapporto a partire dall'inizio dell'anno? E questo è una grossa incognita sulla quale noi vorremmo andare a chiedere anche al prefetto qualche risposta. Ecco, infatti voi avete fiducia nell'incontro con il prefetto di questa mattina? Ma il prefetto già in altre occasioni, in situazioni analoghe, ci ha aiutato, è una figura insomma molto sensibile su questi temi dei lavoratori. Confidiamo che sappia darci un aiuto, soprattutto metterci in contatto con chi possa dare una mano a risolvere questo problema. Qualora non ci fosse una risoluzione immediata, voi che cosa avete intenzione di fare? Continuerete così a oltranza? Certo, ma non ci limiteremo a star qui a prendere freddo e basta. Dunque auspico che entro oggi ci siano delle informazioni che possano servire a risolvere il problema, altrimenti domani mattina ci ritroveremo sempre qui alle 5 di mattina, ma non sono pronto a giurare che i lavoratori saranno qui fermi a prendere freddo come abbiamo fatto oggi. Ci sta anticipando qualche protesta eclatante eventualmente? 250 famiglie che non hanno di che dare risposta alle loro famiglie, non hanno lo stipendio di novembre, non arriverà la
13ª, non sanno l'incertezza del futuro, insomma auspico che anche i lavoratori stessi ci mettano del loro per provare a dare una soluzione a questo problema. Comunque, fino a che non vi verrà data conferma che gli stipendi saranno pagati, voi non tornerete a lavorare. Esatto, noi vogliamo un impegno preciso da parte di chi di dovere, la committente o le rete temporanee d'impresa, dalla SOMI, da chi di dovere, che i lavoratori riceveranno le loro retribuzioni. Grazie a Michele Valentini. Grazie Ilaria. E dunque vedremo come andrà. In queste ore c'è proprio l'incontro in prefettura. Allora torniamo alla cronaca, lo dicevamo all'inizio di questo Focus TG, il vertice in prefettura per un giro di vite sulla sicurezza in questo periodo natalizio a Padova, dopo i fatti gravissimi con il nigeriano armato di ascia che ha aggredito gli agenti di polizia ed è stato ferito da un colpo di pistola sparato dal poliziotto che stava cercando di calmarlo. Tutte le ultime novità con Valentina Visentina e Federico Cibotto da Padova. Buongiorno Valentina. Buongiorno, è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale e tentato duplice omicidio il nigeriano 32enne che si trova attualmente ricoverato in ospedale per la ferita alla tibia riportata dopo lo sparo dell'agente di polizia che prima insieme ai colleghi aveva tentato invano di calmarlo. Il nigeriano stava brandendo un'ascia, visibilmente alterato. Si capirà anche nei prossimi giorni dagli esami tossicologici se fosse alterato da alcol o sostanze stupefacenti. È stato ferito alla tibia. I poliziotti prima avevano tentato di calmarlo utilizzando lo spray al peperoncino e il taser, ma non erano riusciti nel loro intento. Poi colpi sparati in aria e poi il poliziotto ha sparato alle gambe ferendo con un colpo alla tibia il nigeriano. Il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza nell'immediatezza dei fatti aveva convocato ieri pomeriggio un vertice, un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico, comitato che si riunisce settimanalmente ma è stato anticipato proprio per fare il punto della situazione dopo quanto accaduto tra via Trieste e via Nancy ed è stato disposto quindi un rafforzamento dei controlli durante il periodo natalizio. Lo ha confermato il prefetto in una nota, ringraziando il tempestivo intervento delle forze dell'ordine che, dice il prefetto, hanno operato tempestivamente affrontando una situazione di rischio con il senso del dovere e la professionalità che quotidianamente le contraddistinguono. Il prefetto ha anche ringraziato il cittadino che per primo ieri all'alba aveva dato l'allarme segnalando il nigeriano visibilmente alterato che brandiva un'ascia e si trovava in mezzo alla strada. Ma in quella zona è diventato anche un luogo di bivacco, è una zona sempre molto monitorata, quella intorno alla stazione, tra la stazione via Trieste e a fine novembre ricorderete anche i poliziotti aggrediti durante un controllo in via Tommaseo. Di notte ci sono bivacchi e abbiamo raccolto anche le testimonianze di chi vive e lavora in quella zona, le ha raccolte per noi Chiara Gaiani. Una zona questa a ridosso degli istituti universitari, ma una zona anche di servizi. Guardate, questi sono giacigli che probabilmente questo gruppo di persone, tra cui anche il nigeriano arrestato, usano come bivacchi per passare la notte nonostante il freddo. L'aggressione adesso l'area è stata liberata dalla polizia, è avvenuta proprio all'altezza di quel cespuglio che vedete in lontananza. Qui davvero si sono vissuti attimi di grandissima paura. Rifiuti sparsi, confezioni di cibo e bottiglie, tanti cartoni sotto i portici per cercare riparo dalle temperature pungenti di queste notti di dicembre. Sono tantissimi i bivacchi dei senza tetto in via Trieste, un'area della città divisa tra università e servizi che di notte praticamente si svuota, pur restando alcuni residenti. Ha capito che qualcosa di grosso era accaduto anche Oksana, che 1 anno e mezzo fa ha aperto un bar e arrivando al lavoro non riusciva a parcheggiare. Era tutto circondato, era tutto quanto chiuso, sì. Ascolti, ci sono parecchi bivacchi di senza tetto in questa zona? Sì, dato che trovano qua tutto coperto, ci sono questi palazzi grandi e sì, ce ne sono un po' su ogni angolo. Voi avete aperto l'attività da 1 anno e mezzo, com'è la situazione?
Allora, anche qui davanti dormivano alcune persone, però da quando abbiamo aperto no, adesso sono andati via, li disturbiamo la mattina presto. Lei si sente sicura a muoversi in questa zona? Io arrivo la mattina e vado via dopo pranzo e quindi sì, perché c'è tanta gente, però ho sentito altre persone che vivono qua che effettivamente si dovevano fare accompagnare, per esempio le signore anziane qui sopra avevano detto più volte questo, che si sentono più sicuri da quando ci siamo noi, almeno qui su questo palazzo. E avete ovviamente appunto controlli intensificati disposti dalla prefettura durante il periodo di Natale. Anche la politica ieri si è espressa e ha commentato questo episodio avvenuto a Padova. Qui in prefettura al vertice hanno partecipato tutti i vertici delle forze dell'ordine, ma anche il sindaco Sergio Giordani, che ha rilasciato in una nota il suo commento in merito alla vicenda del nigeriano ferito dopo che brandiva un'ascia e aveva tentato di colpire i poliziotti. Padova è una città dove il costante lavoro delle forze dell'ordine, alle quali come comune offriamo tutto il supporto necessario per quanto di nostra competenza, fa sì che non vi siano emergenze legate all'ordine pubblico, ha detto Giordani. Certo, il serio fatto di ieri notte e altri episodi avvenuti meritano tutta la nostra determinazione e attenzione nel proseguimento di un lavoro a tutela della serenità delle persone, cosa che intendo e intendiamo fare. La sicurezza della comunità, aggiunto Giordani, è un obiettivo che si raggiunge con un'articolata somma di azioni e di fattori, e fondamentale resta uno spirito corale e di squadra. E proprio l'importanza del sociale legato alla sicurezza, ha poi concluso Giordani nella sua nota, mi ha spinto a non sottrarre fondi proprio al sociale, ad un bilancio difficile nonostante i tagli pesanti subiti da Roma. E quindi come giunta continuiamo a lavorare a fianco anche alle tante associazioni e realtà sociali che operano per una città più vivibile e più serena. Queste le dichiarazioni del sindaco Giordani, ma dalla politica veramente tutti quanti hanno commentato questo grave fatto avvenuto a Padova. Io vi lascio con le reazioni e restituisco la linea allo studio. Un fuoco di fila, quello che inizia dopo la notizia dei poliziotti costretti a sparare in via Trieste, a partire alla Lega con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che parla di situazione esplosiva nella città del Santo e aggiunge: mi auguro che qualche esponente della sinistra non osi sostenere che gli agenti hanno sbagliato ad aprire il fuoco. Sul caso interviene anche Eleonora Mosco. Noi riteniamo che continuare a dire che il problema non c'è, o addirittura dire che i padovani hanno paura di chi ha la pelle scura, è gravissimo, è vergognoso e significa non assumere la consapevolezza che un problema c'è, che va risolto. Sicurezza integrata, per esempio, riteniamo che si possa essere uno strumento utile, l'applicazione del DASPO, le modifiche al regolamento di polizia locale. Ancora una volta come Lega facciamo proposte concrete. Attacca l'amministrazione Giordani anche Fratelli d'Italia. Abbiamo fatto più esposti, più denunce, abbiamo proposto emendamenti. È l'8° anno che proponiamo ad esempio l'emendamento per l'inserimento e l'adozione del taser da parte della polizia locale, e pertanto la posizione di Fratelli d'Italia è nota. Il fallimento della giunta Giordani è proprio il tema sicurezza. Per l'amministrazione interviene l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina. C'è da fare sicuramente qualche riflessione, la faremo. Noi siamo convintissimi che dobbiamo cercare e continuare a lavorare nella direzione che abbiamo intrapreso, con una direzione che è quella della prevenzione e una direzione che è quella della repressione in situazioni come questa, quella che si è verificata questa notte. Poi c'è da dire anche che tante volte ci meravigliamo che magari certi soggetti sono in libertà. Dai sindacati di polizia una richiesta. Il clima con il quale i poliziotti padovani stanno avendo a che fare è davvero molto pesante. Ogni intervento di polizia sta diventando sempre più complicato, sempre più difficile, e l'aggressione verso le forze dell'ordine è sempre più frequente. Come sindacato di polizia non possiamo che indignarci di fronte a tutto questo. Ci serve il decreto sicurezza, ci servono quelle norme contenute in esso e serve che quelle norme siano introdotte il più presto possibile.
Adesso il tema dei furti, partiamo dalla zona tra Pedemontana e Altopiano, ladri senza freni a Cassola, madre e figlia chiuse in bagno mentre i malviventi cercavano un modo di entrare in casa. A Lusiana il cane di una famiglia narcotizzato e ci sono anche i video di questa irruzione. Ladri in casa di pomeriggio e all'ora di cena, sfacciati, sfrontati, ladri che si presentano a volto scoperto e sfidano le videocamere di sorveglianza per poi andarsene indisturbati. La Pedemontana e la montagna bassanese sono ostaggio di un'ondata di furti che sta terrorizzando la gente. L'ultimo colpo in ordine di tempo è quello messo a segno a Cassola nel pomeriggio di ieri, quando una donna e la sua bambina si sono chiuse in bagno mentre i malviventi cercavano un sistema per entrare in casa. È avvenuto alle 17:30 in via Grande e a lanciare l'allarme anche sui social è il marito della donna che era al lavoro ed è corso a casa. L'uomo racconta di non aver trovato più i ladri sul posto, ma avverte i suoi amici virtuali e la popolazione della spaventosa esperienza vissuta dalla sua famiglia. Una vicenda molto simile è avvenuta a Lusiana in via Pilastro, a 2 passi dalla frazione di Velo. Anche in questo caso i ladri sono entrati in casa di pomeriggio dopo aver narcotizzato il cane lupo che faceva la guardia in giardino. Entrati nell'abitazione hanno preso quel che dovevano prendere e se ne sono andati, ma la videocamera di sorveglianza li ha ripresi mentre forzavano una finestra. I due, con il volto ben coperto da un passamontagna e con gli occhiali, hanno anche tentato di neutralizzare l'occhio elettronico, ma non ci sono riusciti. Ai derubati non è rimasto che fare la conta del maltolto e consegnare alle forze dell'ordine i filmati in cui si vede tutta l'azione. Anche in questo caso l'allarme social è partito immediatamente in modo che amici e vicini di casa drizzassero le antenne. Questi ultimi 2 casi si innestano in un filotto davvero impressionante di furti e razzie nelle case che da Bassano a Rossano Veneto, da Colceresa a Borso del Grappa, ha visto bande ben organizzate battere a tappeto il territorio. Dal Bassanese alla Marca Trevigiana, in questo weekend colpite San Biagio di Callalta, Gorgol Monticano e Oderzo. La voce è quella di Arnaldo Cester, una delle vittime che da oggi ha appeso fuori dalla porta un cartello che dice: mi avete rubato tutto, mi resta soltanto la vita. Ho cominciato a urlare al ladro, al ladro, al ladro, al ladro. È uscito un mio qua che abita qui di fronte, altri 2 amici miei che abitano sulla strada là fuori e hanno fatto per entrare qua. Io ho provato a entrare dalla porta posteriore, come sono entrato sulla porta posteriore loro hanno chiuso a chiave la porta interna dove c'erano loro e ora sono riuscito di nuovo dietro. Ho preso, non avevo niente, ho preso il rastrello che avevo qua. Non solo l'irruzione in casa per portare via tutto, spaccare e svuotare la cassaforte, ma anche il tentativo di chiudere fuori Arnaldo, il proprietario, che una volta scoperti i ladri voleva fermarli. Abbiamo quasi finito, aspetta, la voce beffarda che lo ha raggiunto mentre cercava di entrare in casa sua e poi una volta usciti l'umiliazione. Quello della macchina ha tirato giù il finestrino, ha appoggiato il braccio sulla porta, nascondendosi la bocca e il viso. Gli ha detto ai miei amici: siete venuti anche voi a aiutare il vecchio? Un furto che ha profondamente segnato la famiglia Cester. La moglie di Arnaldo stava tenendo i nipotini, raggiunta dalla telefonata e sotto shock. Il più piccolo dallo spavento non ha parlato per giorni. Ha sentito tutta la paura e il terrore che c'è stato in quel momento e tuttora fa fatica un po' anche a parlare bene. Gloria, la figlia già provata da una lunga e dura malattia, si è vista portare via i risparmi di una vita. C'erano anche un po' di soldi che io avevo cercato di mettere via anche per aiutare un po' me e la mia famiglia, ma anche la mia nipotina per quello che abbiamo in casa e le difficoltà che possiamo avere. C'erano i ricordi nostri di matrimonio, quelli di mia suocera, quelli di sua zia e mia moglie, quelli di sua cugina e mia moglie, quelli di mia figlia. Un bottino ingente, una cassaforte nascosta bene trovata grazie al metal detector. I ladri, prima di visitare questa casa in quartiere Marconi ad Oderzo, avevano colpito a Gorgo al Monticano, comune in cui sono tornati ieri sera ai danni di un'altra famiglia residente in via Roma, che anche in questo caso se li è trovati davanti. Da questa mattina fuori da casa Cester è affisso questo cartello. Io non riesco più a vivere, non riesco più neanche a dormire, dormo sia no un'ora, 2 forse a notte, ma quando proprio sono stanco riesco a dormire, se no io non ho neanche voglia di andare a letto ormai. E poi le rapine, la seconda rapina in una farmacia in pochi giorni, sempre nel Trevigiano, è successo ieri nel tardo pomeriggio a Badoere di Morgano. Nicola Marcato è proprio con il titolare della farmacia.
Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo qui all'interno di una farmacia a Badoere perché è avvenuta una rapina. Siamo all'interno della farmacia Tonicello con il titolare della farmacia. Dottore, cosa è avvenuto? Niente, semplicemente sono entrate due persone incappucciate con un passamontagna. Una delle due brandiva un'arma, sembrava un mitra, e niente, sono entrati velocemente urlando. Sono corsi verso la cassa, hanno afferrato la cassa col suo contenuto e sono scappati. Tutto è durato all'incirca un minuto e in quel minuto non ci hanno comunque fatto male, non ci hanno tirato colpi e semplicemente puntavano all'incasso e così è stato. Una volta che hanno afferrato l'incasso sono scappati e basta. L'incasso per l'ammontare circa di? Era l'incasso della giornata, più o meno in contanti avranno preso 1.000 euro. Vi hanno minacciato, urlavano, cosa dicevano? Urlavano, chiedevano appunto dove erano i soldi e brandivano quest'arma pur non avendocela mai puntata addosso, quindi sinceramente sì, tanto spavento, però ecco, non ho avuto paura da dire che potessero spararci, ecco, probabilmente non so neanche se l'arma era vera, però ecco, non ci hanno minacciato più di tanto. Ecco. Erano travisati al volto, che accento avevano? Guardi, urlavano solo soldi, quindi sinceramente parlavano italiano, però dire se fossero italiani o stranieri non lo saprei. Ecco. Il volto era coperto, sì, da cosa? Da un passamontagna. Ricordiamo che un'altra rapina è avvenuta sempre in una farmacia a Montebelluna, in quel caso un uomo armato, forse con una pistola giocattolo, è travisato al volto da una sciarpa, è riuscito ad ottenere l'incasso della giornata. Sul fatto indagano i carabinieri di Montebelluna. Per ora è tutto, a voi la linea. E poi furti ancora a Sovizio, torniamo nel Vicentino dove l'amministrazione comunale ha pronto un piano di implementazione delle telecamere di videosorveglianza e da l'anno nuovo si partirà con i controlli di vicinato nella frazione di Tavernelle. Incremento dei reati predatori endemico nel periodo prenatalizio. Numerose le segnalazioni che arrivano ai primi cittadini. Alcuni cittadini sono anche preoccupati perché sono accaduti dei casi di furti in casa, appunto. Tuttavia voglio segnalare che Sovizio mantiene comunque uno standard di sicurezza abbastanza alto e questi reati predatori sono endemici di questo periodo. L'amministrazione di Sovizio ha pertanto deciso di armarsi, potenziando i sistemi di videosorveglianza con telecamere dotate di intelligenza artificiale e abbracciando il progetto del controllo di vicinato che partirà ad anno nuovo. Abbiamo un piano di ampliamento della videosorveglianza, è già messo a bilancio una copertura ulteriore di 12 zone su Sovizio con una ventina di nuove telecamere, tra l'altro telecamere dotate di intelligenza artificiale che permettono anche l'individuazione di atti di vandalismo e aiutano molto le forze dell'ordine a identificare il momento esatto in cui è accaduto. Al di là di questo c'è il progetto del controllo vicinato che siamo a buon punto, nel senso che stiamo vagliando solamente, la prefettura sta vagliando i nominativi del coordinatore e del vice coordinatore e penso che partirà per i primi mesi dell'anno prossimo sulla località, la frazione di Tavernelli di Sovizio. I ladri non risparmiano nemmeno Babbo Natale, siamo nell'Alta Padovana, a Galliera Veneta hanno rubato gli addobbi natalizi. Di furti in abitazione in queste settimane se ne è parlato molto. Sembra che niente riesca a fermare questa ondata di razzie nelle case. Quello che è successo sabato sera a Galliera Veneta nell'Alta Padovana però lascia senza parole. Sono le 22:54 quando le telecamere di un'abitazione riprendono la scena di un ladro che entra nel giardino di casa incappucciato, tenta di introdursi nell'abitazione ma viene disturbato dal sistema d'allarme che entra in funzione. Il predone scappa ma non vuole andarsene via a mani vuote e ruba quindi un Babbo Natale che i proprietari usavano come decorazione. La notizia è stata postata sui social con lo sfogo di uno dei proprietari della villetta. Sei venuto dentro alla nostra casa a rubare il nostro Babbo Natale. Sai cosa ti auguro? Che almeno lui possa essere felice con i tuoi bambini, se ne hai, perché noi possiamo dare solo quello che abbiamo e grazie a Dio noi abbiamo tanto amore. Il messaggio, lo sfogo, noi andiamo in pubblicità, poi ripartiamo dall'allarme lupi nel Vicentino.
nuovo in diretta con Focus TG, andiamo nel Vicentino, l'allarme predazioni del lupo, sindaci preoccupati sul piede di guerra, la provincia ha stilato un report che presenterà al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina. Allarme lupi e predazioni nel Vicentino, nel 2024 sono state 187, oggi la presentazione di un report di cui parliamo insieme al vicepresidente della provincia Moreno Marsetti, report che sarà presentato anche al ministro all'ambiente proprio per trovare una soluzione a questo fenomeno che sembra fuori controllo qui nel Vicentino. Quali sono i numeri? 187 predazioni ad oggi su tutto il territorio, anche dell'arco montano, predazioni di animali d'affezione ma anche animali proprio derivati da allevamenti. È un problema che riscontriamo e che va gestito nel breve periodo, nel senso che c'è una crescita esponenziale di questo predatore. Questo predatore che, come ho detto anche prima, diciamo così, sta conquistando nuovi territori, sta arrivando anche in pianura, quindi creando un po' di allarme anche per gli allevatori della pianura. E come ben sappiamo non possiamo permettere di perdere una gestione ambientale e territoriale, oltre che alle peculiarità del nostro territorio, abbandonando gli allevatori. Quindi noi come provincia dobbiamo sostenere questa gestione dell'ambiente e dobbiamo sostenere gli allevatori. D'altra parte però dobbiamo dire che è utopia dire di estinguere il lupo. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio che lo troveremo sicuramente creando dei tavoli di confronto con i portatori di interesse, gli allevatori e le associazioni venatorie, ma soprattutto interpelleremo il Ministero, come l'abbiamo fatto attraverso una lettera. Voi invierete questa lettera anche con delle proposte concrete per chiedere che cosa? Sì, chiediamo censimenti più mirati, cosa che già oggi facciamo. Diciamo il controllo di questo predatore e diciamo così delle azioni concrete per allontanarlo e quindi per evitare le predazioni, onde evitare quei danni che, come ben sapete, diciamo così, subiscono gli allevatori. Un animale, diciamo così, ogni mattina viene, diciamo così, gestito da un allevatore, quindi si crea anche quell'affezione con quell'animale che c'è in stalla e dobbiamo evitare di perdere, diciamo così, il controllo del nostro territorio, ma bensì perdere, diciamo così, quelle peculiarità che gli allevatori e gli agricoltori diciamo così, ci danno su tutto il territorio e facendoci conoscere anche a livello turistico fuori dalla provincia di Vicenza. Poi quello che preoccupa è appunto la vicinanza a zone in pianura, alle case. Ieri c'è stata un'altra predazione su degli asini, un avvistamento a Santomio. Sì, allora l'animale è un predatore, quindi va alla ricerca di cibo, predando anche animali d'affezione, come ben è stato detto anche prima. Dobbiamo cercare di attuare degli accorgimenti, quindi quando si va a camminare nei boschi cane al guinzaglio, cercare di far rumore in modo da evitare, diciamo così, eventuali possibili attacchi del lupo. Di certo non voglio creare un allarmismo sulla provincia, perché ritengo che abbiamo degli agenti di polizia provinciale molto preparati che stanno attuando sia censimenti attraverso anche dei gruppi di volontari per quanto riguarda l'installazione di fototrappole per capire e censire il numero di predatori che abbiamo sul territorio, e quindi superiamo gli 80, diciamo così, lupi sulla provincia di Vicenza. Non sono pochi, e però dobbiamo trovare il giusto equilibrio in modo che non ci siano più danni agli allevatori e agli agricoltori e che possa, diciamo così, in modo concreto trovare anche lo sviluppo delle nostre aree di montagna, oltre che a riavere una gestione di quello che è il nostro territorio. Ecco, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi. Avete sentito una situazione fuori controllo, è quello che denuncia la provincia e ovviamente i sindaci dei 40 comuni che sono stati intaccati da questo fenomeno. Grazie dunque a Luisa Bertini e a Simone Squarcina, grazie anche al vicepresidente della provincia. Il giallo dei gialli, torniamo alla cronaca.
e ci avvaliamo dell'aiuto della redazione di Tele4 Trieste, una delle sorelle, diciamo, del gruppo Media Nord-Est, perché è il giallo di Liliana Resinovic che ogni giorno porta delle novità. La chiave del caso Resinovic è una intercettazione ambientale nell'auto di Sebastiano Visintini, il marito, che si trovava insieme a un'altra persona. Lo ha affermato il legale di Sergio Resinovic, Nicodemo Gentile, parlando anche del ritrovamento del cordino che cingeva il collo della povera Lilli. Sentite. Esistono delle intercettazioni che potrebbero chiarire, a nostro avviso, i reali rapporti tra Sebastiano Vicentin, tra Claudio Sterpin e la nostra Lilli. La mia collega le ha ascoltate, sono due diverse intercettazioni, sono tra persone diverse che possono disvelare, a nostro avviso, il vero assetto in campo. Io posso dire di aver conosciuto una persona oggi, mentre magari poi parlando. Cioè il rapporto tra Sebastiano e Sterpin a questo punto, e anche di con la conoscenza. Liliana. Le relazioni di Liliana, le relazioni di Sterpin, le relazioni di Visentini, la conoscenza tra le persone. Lo aveva già rivelato a Ring più di un anno fa. Ora l'avvocato dell'associazione Penelope, Nicodemo Gentile, che assiste Sergio Resinovic, lo ha ulteriormente specificato. La chiave di volta nell'intricato caso della morte di Liliana potrebbe essere anche un'intercettazione ambientale nell'auto di Visintin, dove l'uomo era con un'altra persona nel marzo del 2022 e sull'utilizzo di un cordino. Quest'ultimo sarebbe quello che Liliana aveva stretto al collo per tenere fermi i due sacchetti che le chiudevano la testa. Tornando all'intercettazione ambientale, quella fu fatta pochi giorni dopo che al marito della 63enne fu chiesto di sottoporsi al prelievo del DNA e il colloquio registrato verterebbe sulla circostanza del presunto ritrovamento del cordino da parte del coniuge in un cassetto della sua cucina. Secondo il legale dell'associazione Penelope, dal dialogo si evince che la persona indicata da Sebastiano Visintin come presente al ritrovamento dello spago in realtà non era con lui, e inoltre si denoterebbe che gli interlocutori cercano di calibrare le parole giuste da consegnare sul punto agli inquirenti. Secondo Nicodemo Gentile, tutti questi elementi sono di centrale importanza investigativa. Nel merito, Gentile ha anche annunciato l'intenzione di chiedere nuovamente che le autorità giudiziarie acquisiscano la conversazione. È un giallo la morte di Liliana Resinovic, non è mai stato un giallo invece la morte di Giulia Cecchettin, l'omicidio di Giulia Cecchettin in questo dicembre. C'è stata la sentenza di primo grado con la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta, e ieri tanta emozione al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione a Padova, dove è stata intitolata un'aula studio proprio a Giulia Cecchettin. È il volto di una Giulia sorridente e spensierata, quello che accoglie gli studenti di ingegneria del Dipartimento Dei che frequenteranno e vivranno la nuova aula studio che l'Università di Padova ha voluto dedicare alla 22enne studentessa di Vigonovo, uccisa un anno fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, suo compagno di corso di laurea. Non possiamo dimenticare quello che è successo a Giulia, ma dobbiamo anche ricordare Giulia per quello che era. Giulia è una vittima di femminicidio, ma Giulia ha avuto tutta una vita diversa dal femminicidio. Era sorella, figlia, amica, era una ragazza solare. All'interno dell'aula una targa che la ricorda e una sedia rossa, all'esterno il messaggio di Papagino alla sua Giulia. Tanta emozione e devo ringraziare l'università, tutta la direttrice, il professor Meneghesso, per aver ancora una volta ricordato Giulia e dato il via, ha fatto una specie di passaggio di testimone che queste ragazze portino avanti un po', ecco, questo messaggio che stiamo portando anche con la fondazione, quindi un messaggio di vivere la vita in amore, in pienezza, ecco, e senza pensare. Voglio vederla un po' come una nuova ripartenza. Vola alto, vola libera. Cecchettin era presente insieme alla nonna Carla Gatto anche alla consegna dei premi di studio istituiti alla memoria della sua Giulia dal Dipartimento e consegnati ad altrettante studentesse, e 2 borse di studio per altre 2 studentesse erogate dall'associazione Riviera Donna. 8 ragazze da tutto il Veneto, da Venezia, Treviso e Vicenza, studentesse coetanee di Giulia con il suo stesso sorriso e la sua stessa determinazione, come Gaia Matteazzi.
Vedevo Giulia tutti i giorni, la conoscevo di vista, non di persona, e sicuramente è stata una vicenda che ha segnato tutti noi studenti, e quindi siamo felici che il Dipartimento abbia messo in moto tutte queste iniziative. Al Dipartimento dove Giulia studiava, la storia della giovane resterà per sempre nella memoria degli studenti, anche come monito per il futuro. Io mi auguro che gli studenti, quando entreranno qui dentro a studiare, sentino l'atmosfera di Giulia, che è qui presente, deve essere presente, gli deve dare anche forza per studiare, perché lei è stata una brava studentessa e quindi è un esempio, e anche un monito a ricordare quello che è successo, affinché loro imparino a far migliorare la società. Torniamo a Treviso, torniamo a parlare dell'accoltellamento di via Castelmenardo, il 22enne che è tuttora ricoverato in coma in ospedale, con l'indagine della polizia che continua, e solo 8 adesso gli indagati per la violenta aggressione, un tema che, come abbiamo raccontato in questi giorni, infiamma anche la politica. Dopo l'attacco di Fabio Crea, Fratelli d'Italia al sindaco, anche le opposizioni attaccano. Tentato omicidio in via Castelmenardo, sale a 8 il numero di giovani identificati dalla polizia per la brutale aggressione di giovedì sera al 22enne colpito al collo con un coccio di bottiglia. Nelle ultime ore gli agenti della squadra mobile hanno identificato altri 2 giovani sospettati di aver avuto un ruolo nella violenza. Si sta quindi delineando con sempre maggiore chiarezza la ricostruzione dell'accaduto e la precisa attribuzione delle responsabilità dei ragazzi coinvolti nell'episodio che ha ridotto un giovane in fin di vita. Il 22enne è ancora ricoverato nella terapia intensiva del Cafoncello in prognosi riservata. Ed intanto il tema della sicurezza in città infiamma anche il dibattito politico. Dopo l'attacco frontale di Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia, al sindaco Conte, che mette i 2 partiti della maggioranza ai ferri corti, anche dalle opposizioni partono le bordate all'amministrazione. È incredibile che con un ragazzo ancora in ospedale, con segnalazioni che sono quasi quotidiane di aggressioni, di pestaggi, di tutto quello che sta succedendo e stiamo leggendo, rapine in centro, la maggioranza, al posto che pensare a delle soluzioni per provare a correre ai rimedi di questo problema, si divide per mere logiche elettorali, battaglie di partito. Innegabile che a Treviso ci sia un grave problema di sicurezza, incalza l'opposizione. Lo dicono i commercianti stessi quando dalle loro statistiche viene fuori che un commerciante su 2 è preoccupato il sabato pomeriggio. Quest'ultima aggressione di giovedì, in cui è stato accoltellato un ragazzo 17enne, 18enne, è avvenuto alle 19 di un giovedì, è l'orario in cui i negozi sono ancora aperti, i bar sono ancora aperti. È una situazione davvero preoccupante. Ben venga il rafforzamento dei controlli, continuano le minoranze, ma il problema non si risolve con la sola repressione, servono investimenti maggiori nella prevenzione. Il problema è sì la droga, ma non è solo nella repressione e nel contrasto alla droga che si ottiene il risultato. Bisogna prevenire e iniziare a indirizzare diversamente i nostri giovani su attività più sane, più come dire, di buon comportamento e di disciplina rispetto a quello che è un vivere civile che non può accettare situazioni come quelle che sono verificate in questi giorni. Non crediamo nella sola repressione, ma nella prevenzione con progetti educativi all'interno delle scuole che vadano a educare appunto i nostri ragazzi al rispetto e anche alla solidarietà. Allora, in attesa di capire se ci saranno in queste ore altri aggiornamenti sull'indagine di l'aggressione, l'accoltellamento, il tentato omicidio di via Castelmenardo, la polizia intanto ha trovato e identificato i responsabili di una rapina che c'era stata in centro proprio a Treviso, a proposito di commercianti preoccupati, come diceva Pelloni. Anche qui ci sono dei minorenni coinvolti. Ci dice tutto in diretta Daniela Sizia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Parto subito da Castelmenardo. Non ci sono grandissime novità, però la questura ci fa sapere che si sta chiudendo completamente il cerchio su questo gravissimo fatto avvenuto nel cuore di Treviso. Sapete, 8 sono i giovanissimi indagati. Probabilmente alla base di tutto c'era un prestito o dei soldi che probabilmente, parliamo del condizionale, probabilmente la vittima doveva a dei ragazzini, per questo sarebbe scoppiata questa lite, poi fino ad arrivare
al tentato omicidio con un coccio di bottiglia, ha colpito il ragazzo al collo e si trova ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Quindi ci fanno sapere insomma che si stanno ricostruendo proprio tutti i dettagli di questa vicenda di sangue gravissima di Treviso. 8 persone indagate, potrebbe esserci anche qualche altro ragazzino coinvolto. Questa insomma è la novità per quanto riguarda Castelmenardo. Per quanto riguarda invece la rapina, l'hai detto tu, una rapina messa a segno lo scorso 7 settembre nel negozio Petrin, nel cuore anche qui di Treviso, in vicolo Rialto. 3 persone erano entrate in questo negozio facendo finta di voler comprare un capo di abbigliamento, poi una volta arrivati alla cassa avevano strattonato la titolare e le avevano rubato circa 150 euro dal portafoglio per poi dileguarsi. Sotto shock ovviamente la titolare, ricordiamo nel cuore di Treviso e soprattutto in pieno giorno. 3, come vi dicevo, le persone identificate, di cui anche qua ci sono purtroppo 2 minorenni. Allora, sono una donna di 27 anni che è stata posta agli arresti domiciliari per rapina aggravata, 2 minorenni, 17 anni, un ragazzino, un ragazzo ed una ragazza che sono stati denunciati a piede libero. Indagine ovviamente della polizia, si sta anche qui, si è ricostruita tutta la vicenda e grazie alle telecamere di videosorveglianza, ma soprattutto grazie alla testimonianza della titolare, sono riusciti ad arrivare a identificare queste 3 persone, quindi si chiude il cerchio anche per questo fatto che aveva insomma lasciato davvero sgomento in tutta la città, perché è un negozio conosciuto nel cuore di Treviso in pieno giorno e queste 3 persone avevano agito senza nessun timore, senza nessuna paura, erano entrati e insomma avevano davvero strattonato la titolare per portarsi via i soldi. Dunque sono stati identificati dalla polizia. Queste le notizie qui a Treviso. Nicola, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Stiziera. Stiamo però a Treviso perché giovanissimi sono anche i protagonisti in negativo del vandalismo in azione alla Fontana delle Tette, luogo iconico della città di Treviso, con l'indignazione dei negozianti che dicono: dove sono i controlli? Sono diventate virali le sequenze che raccontano dell'ennesimo atto di vandalismo in città con protagonisti giovanissimi. Sullo sfondo uno dei luoghi simbolo di Treviso, la Fontana delle Tette, coinvolta anch'essa dal lancio degli addobbi natalizi strappati dagli allestimenti della vicina galleria, attimi immortalati dalle telecamere del negozio Livolsi, con lo stesso titolare che ne ha diffuso le immagini via social. Fa vedere una situazione di ragazzi ingestibili, quasi impuniti nel poter fare ciò che vogliono nella città senza curarsi nemmeno addirittura di un posto privato, perché la galleria è privata con accesso pubblico e noi, essendo gioielleria, abbiamo anche le videocamere con tanto di cartelli con scritto area videosorvegliata. Nonostante si sentono impuniti e possono fare quello che vogliono. Inizialmente destinate solo agli amici più stretti, le immagini sono poi diventate di dominio pubblico, complice anche la location. Lo stesso negoziante non si tira indietro e, riferendosi alla violenza giovanile, parla di un'escalation. È un fenomeno che è andato in crescendo ormai da diversi anni, direi quasi un decennio, poco meno, ma sempre di più. Mi viene strano pensare che non si riesca a gestire la cosa con i mezzi, la polizia, gli ordini di controllo. Ed è qui che Livolsi torna con la memoria al 2020-2021, alle manifestazioni dei commercianti in ginocchio per il lockdown. Eravamo un centinaio di persone, c'era polizia e Digos dappertutto e ci controllarono tutti quanti, chiesero documenti a tutti, c'era proprio spiegati in forte con la Digos lì pronta a far scattare denunce, eccetera eccetera. Come mai non si adoperano invece per questi che sono veri e propri delinquenti? Restando a Treviso, la giudiziaria, inchiesta case popolari con la procura che chiede l'archiviazione per tutti i 31 indagati coinvolti.
L'inchiesta era partita circa 3 anni fa. In queste ore la Procura di Treviso ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulle case popolari. Insomma, il non luogo a procedere per i 31 indagati, dipendenti comunali e destinatari degli alloggi pubblici, accusati a vario titolo di corruzione e abuso d'ufficio. Ora la parola passa al GIP, che dovrà decidere nei prossimi giorni. Dagli accertamenti non sarebbe emerso nulla che proverebbe che una casa sia stata concessa in cambio di favori o di qualsiasi altra cosa, né dalle intercettazioni telefoniche né dai documenti sequestrati e nemmeno dai testi sentiti. Insomma, non ci sarebbero elementi per ravvisare la corruzione. Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, il reato è stato depenalizzato e il sostituto procuratore non ha ritenuto dunque di indagare oltre. Immediata la reazione del sindaco di Treviso Mario Conte. La richiesta di archiviazione è una notizia tanto bella quanto attesa. I dirigenti e i dipendenti comunali, ha spiegato il Primo Cittadino, hanno sempre lavorato con professionalità e trasparenza. Hanno vissuto un incubo. L'auspicio è che le persone che hanno gettato fango sui nostri funzionari ora facciano i conti con la giustizia. Da parte nostra prosegue l'impegno nell'aiutare le persone in difficoltà e contrastare con ogni mezzo le condotte di chi cerca di eludere le leggi per ottenere un alloggio senza averne i requisiti. Adesso andiamo velocemente di nuovo in pubblicità, ripartiremo con una situazione a due facce, un'analisi a due facce, parliamo della classifica della qualità della vita secondo il Sole 24 Ore, con da una parte la marca trevigiana Treviso che scende al 24esimo posto e invece Vicenza che entra nella top 10, quindi vedremo due spaccati, Treviso e Vicenza, con situazioni diverse. Subito dopo la pubblicità. La Marca rispetto al 2023 ha perso altre 4 posizioni scendendo al 24esimo posto. In vetta alla classifica Bergamo, fanalino di coda Napoli. Tra le province venete spunta Verona, poi sempre in salita Vicenza all'8° posto, Padova guadagna qualche posizione e si aggiudica il 18° posto. Male Venezia che precipita al 46esimo, dietro anche a Belluno 45esimo e davanti a Rovigo 53esimo. Treviso naviga nella fascia alta delle province italiane, spiega il presidente della provincia Stefano Marcon. Ci sono dei margini di miglioramento, a mio modo di vedere alcuni indicatori oggi non sono ancora aggiornati rispetto ad alcuni dati. Diversi parametri messi in evidenza nell'indagine del Sole 24 Ore. La Marca si trova al 2° posto in classifica per la raccolta differenziata a livello nazionale, ma solo 106esima per le imprese sociali. Un focus anche sulla qualità della vita delle donne. Risale l'occupazione femminile con un più 7,9% e resta stabile il numero delle imprese rosa, più 0,3%. Ed ancora Treviso si attesta al 34esimo posto per la qualità della vita dei bambini, mentre sale ai vertici sul fronte della cura agli anziani con un 5° posto a livello nazionale. Male per quanto riguarda i giovani, la Marca scende al 65esimo posto. Ci sono ambiti sul quale dobbiamo lavorare, il tema della sicurezza c'è, abbiamo il tema dei furti nelle case, abbiamo il tema del bullismo e sono degli ambiti in cui tutti assieme dobbiamo lavorare. Tutti assieme intendo enti, istituzioni, volontariato, famiglie, soprattutto famiglie per certi temi. Treviso inoltre al 20° posto in Italia per i reati legati alla droga. E abbiamo visto che la droga è uno dei fattori che fa esplodere questo tema. Abbiamo visto famiglie inconsapevoli magari del problema della dipendenza da sostanze stupefacenti dei propri figli, abbiamo visto famiglie consapevoli che non sanno più cosa fare per far tornare a ragionare i figli ed uscire da quello che pensavamo essere un problema che non c'era più in provincia di Treviso, invece no, c'è e dobbiamo lavorare in rete. Un capitolo a parte, anche alla luce dei gravi episodi di violenza avvenuti in città, lo merita il capitolo della giustizia e sicurezza, con la provincia di Treviso che è scesa al 25° posto, perdendo 17 posizioni rispetto al 2023. L'8ª posizione a livello nazionale, che è la più alta mai raggiunta dal nostro territorio nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, è naturalmente una grande notizia, perché dà l'idea di una città, di un territorio che stanno crescendo, che stanno migliorando nella qualità della vita che garantiscono i cittadini, soprattutto sul fronte della cultura, dell'ambiente. Passi avanti importanti ma che non bastano, perché c'è ancora tantissima strada da fare e un risultato come questo ci motiva
motiva ancora di più ad andare nella giusta direzione. Per la prima volta dunque Vicenza entra nella top 10 della classifica del prestigioso quotidiano economico in merito alla qualità di vita del territorio iberico, seconda provincia in Veneto dopo Verona, con un balzo in avanti di 14 posizioni in un solo anno, mai così in alto in 35 anni, la migliore posizione precedente nel 2019 con l'11° posto raggiunto. Tra le voci che sono state maggiormente premiate, ambiente e servizi con un incremento di 22 posizioni e cultura e tempo libero con un più 21. A rimarcare invece le negatività registrate le forze di opposizione in Consiglio Comunale. Fratelli d'Italia esprime forte preoccupazione per il 59° posto in cui Vicenza si colloca nell'indice di criminalità 2024 con 26.162 denunce registrate. Un dato tutt'altro che trascurabile che secondo i consiglieri evidenzia l'incremento significativo dei reati e una crescente percezione di insicurezza tra i cittadini. Il capogruppo Nicolò Anaclerio, che ha incontrato sabato la titolare di un supermercato del centro, ultimo tra i rapinati in ordine di tempo, chiede alla Giunta misure immediate per garantire maggiore sicurezza nel territorio e annuncia battaglia al prossimo Consiglio Comunale. Siamo venuti a portare solidarietà come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ai commercianti qui del centro che troppo spesso vivono queste situazioni ormai a qualsiasi ora del giorno. Noi come gruppo consigliare faremo delle proposte anche la prossima settimana in Consiglio Comunale che vanno dalle modifiche dell'orario della polizia locale a creare un nucleo in Borghese che si occupi proprio di questi reati predatori e della microcriminalità. Allora siamo di nuovo in diretta, avete visto due differenti situazioni a Treviso e Vicenza. E adesso invece andiamo a Venezia. Tra gli indicatori ovviamente c'è anche quello per la qualità della vita di avere una giustizia che funziona e sappiamo quali sono le tante difficoltà della giustizia anche in Veneto. Ieri lo abbiamo raccontato anche in diretta, c'è stato un importante passo in avanti con il trasferimento del Tribunale Civile a Piazzale Roma e prende corpo quella cittadella della giustizia che si concluderà con l'arrivo della Corte d'Appello e il ministro Carlo Nordio, che era presente, ha annunciato entro il 2026 l'incremento dell'organico dei magistrati in città. Aperta dalle note dell'inno di Mameli eseguito dal quartetto d'archi del Conservatorio Benedetto Marcello, la cerimonia di inaugurazione della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma è sancita dal taglio del nastro da parte del presidente del Tribunale di Venezia, Salvatore Laganà. Il recupero dell'enorme area dell'ex manifattura di tabacchi ha permesso anche l'arrivo del Tribunale Civile, che lasciato Rialto si affianca a quello penale, in attesa anche della Corte d'Appello. Soddisfatto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che tanto ha lavorato qui da magistrato e che oggi si trova a difendere una riforma della giustizia che, assicura, non è una riforma contro i magistrati. L'indipendenza e l'autonomia della magistratura giudicante e requirente rimangono dei punti fondamentali, non negoziabili, non trattabili. Vorrei però anche aggiungere che al di là di questi momenti divisivi, sui quali sarebbe quasi ipocrita sorvolare e far finta che non esistano, vi sono anche molti momenti di condivisione come quello di oggi che si sono realizzate in questa splendida opera. Il lotto di lavori inaugurato ufficialmente oggi, già attivo dalla fine dell'estate, è costato 25 milioni, di cui quasi 20 a carico del Comune di Venezia. Il sindaco Luigi Brugnaro lo sottolinea in un periodo in cui langue il rifinanziamento della legge speciale per Venezia. La legge dice proprio che lo Stato ha il dovere di aiutare Venezia, è un problema di dovere e vedremo, sai, non è neanche detto, potremmo anche fare una causa allo Stato, cioè Venezia fa causa allo Stato e vediamo chi non la firma. A tenere banco dal punto di vista politico ci sono poi i problemi di garantire giustizia di fronte ad una recrudescenza di furti, spaccio e violenza. C'è un grande tema, in questo paese non si va in galera fino a 4 anni di condanne. L'inasprimento di pene e la certezza della pena, come accade in altri paesi, sicuramente è un buon deterrente. Se tra i problemi della giustizia anche in Veneto si patisce una carenza di personale pressoché cronica, il ministro Nordio lascia Venezia con un annuncio che definisce storico. Entro il 2026 colmeremo per la prima volta della storia della Repubblica l'organico dei magistrati. Abbiamo 1500 posti scoperti, ma abbiamo anche 5 concorsi scusate, in corso e di 300-400 posti ciascuno. Da un ministro all'altro, il ministro Salvini è il fautore del nuovo codice della strada che in questi giorni è entrato in vigore e che provoca comunque un certo dibattito. Ebbene,
ci sono anche le storture, diciamo, di questo nuovo codice della strada, almeno per chi polemizza con quanto accaduto a Montegrotto Terme, dove i carabinieri hanno fermato persino Babbo Natale. Le regole valgono per tutti e il nuovo codice della strada non risparmia nessuno, nemmeno chi arriva dal Polo Nord con mezzi tipici per affrontare la neve e carichi di regali. Proprio così anche Babbo Natale e la sua slitta sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine che dallo scorso fine settimana stanno applicando le nuove norme previste dall'entrata in vigore del codice della strada. A Montegrotto Terme una pattuglia dei carabinieri ha fermato la slitta di Babbo Natale, un'auto addobbata e illuminata come il leggendario carro di doni allestito da genitori di una scuola dell'infanzia, aveva organizzato un pomeriggio di visite alle famiglie per portare gli auguri e raccogliere le letterine dei bambini. Ma l'autista è stato fermato dai carabinieri che hanno contestato una serie di violazioni tra lo stupore di genitori e bambini. Per fortuna non c'è stata nessuna multa perché la polizia locale aveva dato il nulla osta all'evento e alla circolazione del mezzo, ma per qualche minuto anche il povero Babbo Natale ha rischiato grosso. Chissà se porterà del carbone ai carabinieri o se anche per loro ci saranno dei regali. Quel che è certo è che la provincia di Padova è stata tra le più solerti in Italia ad applicare il nuovo codice della strada, entrato in vigore alla mezzanotte di sabato. A Padova la polizia locale ha multato con sanzioni da 300 euro 2 automobilisti che avevano parcheggiato nel posto dei disabili. La politica, torniamo a Venezia perché con largo anticipo rispetto alle elezioni comunali che saranno, è stato stabilito dal Ministero dell'Interno nella primavera del 2026, per Venezia già si è presentata la coalizione di centro-sinistra. Il candidato sindaco sarà scelto più avanti. Siamo l'alternativa civica e politica per la città. Vogliamo aprire la stagione buona per Venezia dopo anni di cupi, anni conflittuali. In anticipo rispetto alle elezioni amministrative che dovrebbero svolgersi nel 2026 si è presentata l'alternativa al centrodestra composta da partiti di centro-sinistra e civiche. La coalizione comprende Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Verde Progressista, Terra e Acqua, Italia Viva, Più Europa, Partito Socialista, Volt, Venezia e Tua, Radicali. È necessario uscire da questa palude, dal degrado che ormai attanaglia questa città, attraverso nuove proposte a partire dalla casa, dal lavoro, dall'ambiente e anche passando ovviamente per tutti i servizi a partire da quelli dei più piccoli. Un cambio di direzione, l'avvento di una nuova e buona stagione per la città che la tiri fuori dalle secche in cui in questi anni, lunghi anni, è finita tra situazioni di disagio diffuso, di insicurezza, a volte di vera e propria paura, ma anche di stagnazione economica. È un percorso già iniziato e questo è un punto d'arrivo, per cui abbiamo già sperimentato un tavolo permanente in cui ci confrontiamo ed arriviamo a una sintesi. Partecipiamo a questo percorso a differenza appunto del 2020 in cui non c'eravamo nella coalizione, proprio perché oggi sono cambiate le condizioni sia per noi ma anche per le necessità della città. Ovviamente ci partecipiamo con il nostro patrimonio di idee e di valori, ponendo alcune questioni in maniera molto chiara e molto netta. Oggi abbiamo definito un quadro unitario di indirizzi programmatici, verificheremo poi nel proseguo del nostro percorso la condivisione di scelte concrete. Residenza, ambiente, servizi, qualità urbana sono i temi messi in evidenza dalla coalizione che nei prossimi mesi sceglierà il suo candidato. Sceglieremo in base a chi, dopo un lungo percorso di confronto con le categorie economiche, con le associazioni, con i movimenti che animano la città, saprà interpretare al meglio il programma che emergerà da queste fasi di confronto. E poi ci sono le parole inevitabili del sindaco Brugnaro che dice non solo sono divisi tra loro ma anche contro ogni progetto per Venezia. Ha bocciato dunque la coalizione di centro-sinistra, l'ha già bocciata il sindaco Brugnaro. Io ho comunque un altro anno e mezzo, per cui hanno tutto il tempo di organizzarsi, di fare vedere bene cosa sanno fare, abbiamo capito, sanno bloccare tutto, questo è il partito del blocco, sappiatelo. Se volete fare una casetta, dimenticatelo con questi qua, perché c'è sempre qualcuno che dirà che c'è un alberello in più. Il partito del blocco per Luigi Brugnaro è la coalizione di centrosinistra che si è presentata maestra in vista delle prossime elezioni comunali. Se rimarrà il limite dei 2 mandati, Brugnaro non è ricandidabile a sindaco di Venezia, ma sbaglia chi pensa che terminato il mandato le questioni di politica
politica locale non lo interessino più. Io sono molto interessato, non so, c'era tanta gente, immagino che saranno sempre gli stessi, perché fanno associazioni, cioè uno fa il presidente e poi si iscrive, dall'altra l'uno che si è iscritto fa il presidente e sono sempre loro. Si stanno organizzando. Bene, adesso facciano anche delle proposte. L'altro giorno ho letto, no, ma noi non siamo d'accordo su niente, le nostre proposte le costruiremo. Scusa, ma se non sei d'accordo su niente, perché avrai delle proposte alternative? No, sei contro a prescindere, poi però in futuro parlerai delle proposte. Il solco tra le due coalizioni, che presumibilmente si contenderanno a Caffarsetti, non potrebbe essere più profondo. Tra i tanti temi che hanno spaccato il Consiglio Comunale in questi anni, Brugnaro ricorda il no delle opposizioni a Stadio e Palazzetto a Tessera. E poi un domani non vengano poi a partecipare alle partite o vengono a vedere i concerti, eccetera, perché questi hanno fatto di tutto per fermare il Bosco dello Sport, di tutto. E poi io sono quello che deve dare dimissioni, sono io. Ma la città non va avanti se c'è qualcuno che spinge. Altro tipo di elezioni, queste di Venezia saranno della primavera del 2026, ma altro tipo di elezioni invece sono già avvenute domenica, quelle dei rinnovi dei consorzi di bacino, molto attese, perché poi sono quei consorzi che decidono quali sono i percorsi fondamentali per la salvaguardia idrogeologica dei territori, e sappiamo quanto sia importante in questo periodo di cambiamento climatico. Allora vediamo come sono andate le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Consorzio Brenta intanto. Per la guida del Consorzio di Bonifica Brenta i contendenti erano 3 e sono rimasti 3. Paolo Bordignon per la lista L'Acqua e Vita, Martino Cerantola a rappresentare tutto il mondo agricolo, Giustino Mezzalira, Acqua, Agricoltura e Ambiente. Non sappiamo se finirà come nei film di Sergio Leone con una sfida carica di tensione, ma i numeri sono chiari. C'è una maggioranza di 10 consiglieri del gruppo di Bordignon, ma non basta prendere decisioni a partire dal nome del presidente. 7 posti li hanno gli agricoltori e 3 gli ambientalisti. È una vittoria importante, una vittoria che continueremo a lavorare su quello che è stato il passato, ma siamo aperti a tutti. Come dicevo prima in campagna elettorale, dicevo è aperto a tutti perché i problemi del territorio sono di tutti, non sono della Coldiretti o dell'Acqua e Vita o dell'altra fascia, sono di tutti, per cui siamo disposti a parlare con tutti nel buon governo del territorio. Alla lista 1 è andato il 47% delle preferenze, il 32% alla lista 2 e il 21% alla terza. L'affluenza ha sfiorato il 10%, molto meglio che negli anni passati. Il più votato è stato Martino Cerantola. È una grande soddisfazione perché è stato riconosciuto molto probabilmente il valore mio, ma soprattutto della squadra, e di conseguenza non posso nascondere che effettivamente c'è una grande soddisfazione perché ho ricevuto preferenze in tutto il territorio del Consorzio di Bonifica Brenta. Ora dallo stallo creato dai numeri bisognerà uscire e pare che i primi abboccamenti ci siano già stati. Aperti a tutti, a tutte e due le liste, siamo fermi, non siamo quelli che abbiamo vinto, siamo contenti di questo, godiamoci queste ore di tranquillità e di festa, naturalmente consci che dobbiamo sicuramente avere 5 anni di lavoro duro. Sicuramente ha bisogno di una svolta, di un cambiamento, di dare un segnale effettivamente di cambiamento all'interno della governance del Consorzio di Bonifica. Non resterà a guardare nemmeno Mezzalira, che ha raccolto i maggiori consensi, soprattutto tra i piccoli contribuenti del Consorzio. A gennaio ne sapremo di più. E tra i 12 consorzi di bonifica in Veneto con il rinnovo del Consiglio di amministrazione c'era anche quello dell'area del Piave, il più importante della regione, dove anche qui si fronteggiavano 3 liste. Vediamo come è andata, con una notizia invece che è certa, cioè che queste elezioni hanno visto più che raddoppiare il numero di votanti in un periodo di astensionismo, è comunque un risultato. Quasi il 5% rispetto all'1,8% di 5 anni fa. Sono le percentuali di votanti per il rinnovo del Consorzio di Bonifica Piave nelle elezioni che sono svolte domenica. Un incremento di votanti certamente da analizzare in un'epoca di costante astensionismo politico da parte dei cittadini. La verità è che oggi la gente sta tornando a votare in consorzi di bonifica, in primis perché si rendono conto che c'è il problema della gestione dell'acqua. Una volta noi non eravamo abituati a questo, acqua ce n'era a sufficienza, nessuno si poneva il problema di come andare a gestire l'acqua e soprattutto di dove fare le infrastrutture e come farle. Oggi che c'è questa difficoltà, necessità, la gente si sta svegliando. Soprattutto i cittadini che hanno casa o piccoli appezzamenti sono stati la novità, diventando la metà dei votanti in queste elezioni, che fino alla scorsa tornata nel 2019 vedeva la prevalenza delle altre 2 fasce, ovvero quelle dei professionisti della terra.
E l'altro dato arriva con la conferma di Coldiretti come prima lista nelle 3 fasce, ma subito dopo la terza lista, ovvero quella definita da molti dei ribelli, che a preferenze arrivano con 346 del candidato Davide Rosin, quasi a ridosso dell'attuale presidente Amedeo Gerolimetto, che raccoglie in testa 349 voti. Segno di ulteriore confronto democratico, dove la prima lista di Coldiretti si aggiudica 8 consiglieri, mentre la seconda DC e Confagricoltura e la terza Acqua di Marca 6 consiglieri a testa. Nessuno quindi con la maggioranza assoluta e tutti pronti alle trattative. Noi siamo soddisfatti perché Coldiretti in tutte e 3 le fasce ha avuto il maggior numero di consensi e questo dimostra quanto siamo radicati sul territorio. Si sapeva che non era facile perché comunque le forze in campo erano tante e agguerrite, però riteniamo insomma che ancora una volta le sezioni di categoria hanno fatto la loro parte. E allora qual è il messaggio delle altre 2 liste? Il messaggio è che noi vogliamo chiudere l'accordo con le altre associazioni, per noi di riferimento, Confagricoltura e CIA, in modo da dare quella continuità e quel supporto necessario per governare bene come è stato fatto negli ultimi 5 anni. C'è una notizia che tiene con effetto sospeso tutti gli italiani in queste ore, lo vediamo dal sito del Corriere della Sera, lotta contro il tempo e la natura nelle viscere della montagna con i soccorritori della speleologa ferita, ancora 48 ore per la uscita, parliamo della speleologa bloccata Ottavia Piana nell'abisso Bueno Fonteno. Ebbene, ci sono anche 6 vicentini del soccorso alpino speleologico tra i soccorritori della speleologa. Ce l'hai? Ce l'ho io qua su. Lavorano senza sosta i tecnici del soccorso speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che da sabato notte, quando è partito l'allarme, sono impegnati negli interventi nell'abisso Bueno Fonteno, un intricato sistema di grotte in provincia di Bergamo, per recuperare una speleologa infortunata, Ottavia Piana, rimasta bloccata, come già accadde nel 2023, nella grotta che è in gran parte inesplorata, tanto che il gruppo di esperti speleologi stava conducendo un'esplorazione programmata finalizzata proprio alla mappatura geomorfologica dell'area. Soccorritori provenienti da tutta Italia, dal Veneto ci sono 6 vicentini e 5 veronesi impegnati nella delicata operazione che si preannuncia complessa a causa della conformazione della grotta che renderebbe difficoltoso il passaggio della barella. Da ieri pomeriggio l'infortunata, che fanno sapere i soccorritori è vigile e collaborativa, è stata trasportata in un punto all'interno della grotta dove è stato allestito un campo base riscaldato. Poi sono iniziate le attività di disostruzione del tratto più stretto, nel quale la barella per mano dei soccorritori ha iniziato a muoversi. Tra loro anche personale sanitario che si occupa di monitorare le condizioni della donna. Le tempistiche di uscita sono ancora incerte e sono previsti numerosi cambi alle squadre all'interno della grotta. La protesta, torniamo a parlare della protesta contro la chiusura della sede di Paderno del Grappa dell'Istituto Alberghiero Maffioli. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi il sit-in di protesta di genitori e studenti, ma il sit-in e la protesta non fermano la decisione della provincia di Treviso. Il rumore lo hanno fatto ed è arrivato a destinazione. Le lamentele di famiglie e studenti della sede di Villa Fietta dell'Istituto Alberghiero Maffioli sono arrivate negli uffici della provincia di Treviso, che insieme alla dirigenza della scuola ha deciso di chiudere queste aule trasferendo tutti da settembre a Montebelluna e Castelfranco. Per certi versi l'aspettavamo una decisione così importante, presa di concerto tra gli enti coinvolti, provincia, comune e mondo della scuola, non poteva non portare con sé qualche protesta. È successo così quando hanno chiuso scuole elementari nei comuni, le scuole medie nei comuni, e è un dato di fatto. Purtroppo il tema della demografia colpisce anche il sistema delle secondarie di secondo grado. C'è un calo di popolazione scolastica e c'è una decisione che va a discapito di Villa Fietta e porta all'accorpamento nelle altre 2 sedi. Su Villa
Villa Fieta noi pensiamo che il percorso che si va a proporre ai ragazzi sia un percorso che garantirà loro un buon percorso di studi, ancorché cominciato a Villa Fieta e terminerà o Montebelluna o Castelfranco Veneto in 2 poli scolastici che hanno avuto una grande attenzione in termini di comfort, in termini di sicurezza, e conseguentemente questo avrà anche un riflesso sulla didattica. È comprensibile il disagio che patirà qualche famiglia, ma credo che sia ancora più comprensibile che per il futuro bisogna indicare una strada ai ragazzi che poi faccia di questi ragazzi formati all'interno di una comunità scolastica che lavora di concerto con tutti gli altri enti. E a proposito di scuola, a Bassano l'amministrazione Finco sancisce la fine della scuola primaria Don Cremona. La notizia era nell'aria, anzi era già stata più o meno annunciata. Ma ora c'è la consacrazione in albo pretorio, dove nero su bianco l'amministrazione di Nicola Finco sancisce la fine della scuola primaria Don Cremona. Eccolo il documento che trasforma in provvedimento ufficiale ciò che era stato comunicato a insegnanti, genitori e Fondazione Pirani Cremona, ovvero che l'esperienza finisce qui. Magari non proprio qui, ma il punto di caduta finale è fra una manciata d'anni, con la chiusura sistematica delle iscrizioni e della formazione delle classi. Cosa succederà quindi? È presto detto, dal prossimo anno scolastico si bloccheranno le iscrizioni alla prima elementare, mentre saranno mantenute le altre classi. L'anno dopo si passerà il blocco anche della seconda e così via, fino all'anno scolastico 2028-2029, quando verranno sospese tutte le iscrizioni, eccezion fatta per la quinta che sarà mantenuta nella primaria. Le motivazioni di questa scelta sono legate al calo demografico, dove il rapporto fra numero di nuovi scolari e il numero di edifici scolastici inizia a farsi complicato da gestire. Ma nel paniere entrano di certo anche i 66.000 euro all'anno di affitto che il comune paga alla proprietà dell'immobile nel quale trova spazio la Don Cremona, ai quali vanno aggiunte le spese relative al rimborso delle utenze, che non sono pochi. Insomma, ci sono dei conti da far quadrare, conti economici, conti demografici, conti geografici e conti strategici per il futuro delle scuole della città. Proprio per questo motivo è stato varato il tavolo della riorganizzazione delle scuole, che metterà appunto attorno a un tavolo politica e famiglie per capire come uscire dal rebus composto dall'inverno demografico e dal surplus di scuole. Il tavolo avrà il difficile compito di analizzare le necessità e le caratteristiche della rete scolastica, elaborando una proposta di dimensionamento che tenga in considerazione la distribuzione demografica e le esigenze logistiche e l'accessibilità dei servizi educativi. Una nota diffusa dal municipio assicura che si favorirà il dialogo con tutte le parti coinvolte, quindi anche con le scuole e le famiglie, per garantire trasparenza e coinvolgimento della comunità. Adesso parliamo di coabitazione intergenerazionale. Nell'autunno 2024 è partita la seconda edizione con a Padova 17 convivenze avviate anche con studenti internazionali. Numeri in crescita per la seconda edizione del progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova. I cittadini over 65 che hanno aderito al programma, mettendo a disposizione una stanza della loro casa per ospitare una studentessa o uno studente universitario fuori sede, è salita a 17. 2 sono gli ospitanti che hanno rinnovato la disponibilità e 15 sono nuovi. I 15 nuovi ospitati sono 7 ragazzi e 8 ragazze, di cui 11 italiani e 4 stranieri, novità di questa edizione. Se dovessimo crescere ancora l'anno prossimo con questi numeri, con questa potenzialità, possiamo dire che il co-housing, per i numeri in crescita che ha e per l'accesso in termini economici, perché c'è un contratto concordato con un prezzo favorevole per gli studenti, potrebbe avere l'impatto e la rilevanza di uno studentato in più a Padova. L'età di chi mette a disposizione la casa è variabile, dalla proprietaria più giovane, che non è ancora in pensione, alla più anziana di 91 anni, che conduce però una vita attiva e pienamente autosufficiente. Ci sono anche alcune coppie di coniugi, ma prevalentemente si tratta di padovani che vivono da soli, per cui la presenza di un giovane in casa rappresenta anche un'occasione di compagnia, oltre che un modo di sentirsi cittadini attivi. Siccome la città di Padova, come tante altre città
che diventano turistiche in primo luogo, rischiano veramente di perdere una fetta di studenti. La Padova, che è una città ritenuta città universitaria, io credo che il calo degli studenti non può esserci. Non posso accettare, io come cittadina di Padova, vedere che sono calati gli studenti perché appunto non trovano una soluzione abitativa. E credo che questo progetto qui, quando io l'ho visto, l'ho accolto subito perché l'ho sentito proprio mio, anche come cittadina. A Treviso la parrocchia trevigiana di San Pio X organizza per stasera un incontro con il gesuita padre Andrea Dall'Asta sul tema della morte e della vita oltre la vita, un tema voluto dal parroco Don Adelino Bortoluzzi a un anno dalla scomparsa del direttore della Caritas Don Davide Schiavon. Che vita c'è dopo questa vita? A porsi questa domanda Don Adelino Bortoluzzi nei minuti successivi alla scoperta un anno fa del corpo del direttore Caritas, il suo amico Don Davide Schiavon. Un'esperienza che lascia un segno profondo di riflessione anche nei credenti, ma per la quale il parroco di Santa Maria del Rovere San Pio X a Treviso non ha dubbi. Don Davide l'ho visto morto, ma lo penso vivo presso quel Signore in cui ha creduto. Certamente una visione cristiana e quindi di fede, ma la morte riguarda tutti, in particolare chi, assistendo alla sofferenza di un proprio caro, la fede la perde. Ed è proprio a loro che Don Adelino dedica la serata di martedì 17 nella chiesa di San Pio X, per cercare risposte di luce nel buio della morte. Noi dobbiamo ascoltarci in profondità e lo Spirito di Gesù risorto abita nei nostri cuori. E se noi ascoltiamo ciò che lo Spirito dice al nostro spirito, certamente non diventeremo pagani e non crederemo mai che con la morte sia finito tutto. Una serata quindi per indagare su uno dei misteri della nostra esistenza, accompagnati dalle riflessioni di un grande studioso gesuita. Ci serve perché padre Andrea Dall'Asta è uno dei più grandi conoscitori dell'arte della Chiesa e attraverso queste immagini dell'arte ci fa intuire come questa ricerca di quello che c'è dopo sia stata sempre presente nella storia del cammino della Chiesa. Possiamo dire quindi che attraverso l'arte forse noi riusciremo a capire cosa c'è dopo la morte? Sì, perché dentro un quadro di grande spessore c'è una riflessione di una Chiesa, di una comunità. Appuntamento martedì 17 dicembre dalle 20:30, Chiesa San Pio X, Treviso. Questa sera dunque 20:30 San Pio X, la chiesa di San Pio X. A Romano Dezzelino invece è tornata a Villa Negri la magia del presepe. Romano Dezzelino conferma anche quest'anno il proprio ruolo di paese del Natale, con un doppio appuntamento dedicato alla rappresentazione più bella della Natività. Torna alla Fornace Panizzon, la via dei Presepi, il lungo e appassionante itinerario per vivere la tradizione dalla montagna veneta alla pianura. Ma torna soprattutto in Villa Negri il celebre presepe con personaggi viventi. Le rappresentazioni si potranno vedere, anzi vivere, il 22 e il 26 dicembre e il 5 gennaio, dalle 17 alle 19:30 con turni di circa 40 minuti. Uno spettacolo che richiama moltissimi visitatori e che impegna un gran numero di volontari. Decine di persone che fanno da volontari a tutta la nostra comunità si sono messe in gioco sia manifestando quella che è la loro capacità di creare dei presepi, sia soprattutto per mettersi a disposizione di questa rievocazione del presepe vivente in Villa Negri. Saranno 4 appuntamenti domenicali per quanto riguarda la rievocazione dei presepi, mentre saranno 5 settimane di mostra dei presepi. L'appellativo di Paese del Natale, calato su Romano Dezzelino grazie a queste meraviglie della tradizione, piace e come se piace. Romano Paese del Natale è un appellativo che mi piace molto, anche perché si va a enfatizzare il ruolo delle tradizioni all'interno della nostra comunità e il farle rivivere in questo modo unisce ancora di più gli abitanti di Romano, ma soprattutto diventa anche un modo per testimoniare e attirare altre persone e stimolarle a fare questo tipo di rievocazioni. Per cui un gran buon Natale a tutti, ma soprattutto vi aspettiamo a Romano. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.